Daniele del Friuli, Marcia della Solidarietà, 3 percorsi di 7, 10 e 19 km alla scoperta di questo suggestivo angolo di Friuli Collinare. Siamo alla partenza al prosciuttificio Camarin, che ringraziamo per la squisita disponibilità. Oggi è una giornata veramente splendida, c'è il sole, la temperatura è ottimale per iniziare a marciare, l'affluenza, come potete vedere alle mie spalle, è numerosa. E appunto adesso ci avvieremo sul percorso dove scopriremo alcuni tesori di questo suggestivo territorio, come ad esempio il forte di Col Roncon e il castello di Rive d'Arcano. Di San Daniele del Friuli è arroccato su un colle di circa 250 metri di altitudine, si affaccia sulla pianura friulana giù fino al mare Adriatico. Alle sue spalle è cinta dalle Alpi Giulie. Proprio il favorevole incontro delle correnti fresche provenienti dalle Alpi Giulie con le correnti più miti e più umide provenienti dal mare Adriatico, che si forma questo microclima unico, è il segreto per la stagionatura del prosciutto crudo che viene prodotto in queste zone. A pochi metri da San Daniele scorrono anche le acque del fiume Tagliamento e questo ci fa pensare alla regina, che è la trota che è un altro dei prodotti tipici di questo territorio. Infatti da diversi anni ormai viene allevata e lavorata con tecniche artigianali la trota affumicata, che prende il nome proprio di regina di San Daniele. Ecco, allora ci troviamo entro le mura del castello d'Arcano, a Rive d'Arcano, e proprio il paese di Rive d'Arcano è legato da sempre alla sua storia, alla storia del casato del conte Ludovico di Corno, che è appunto il fondatore di questo castello. Ludovico di Corno veniva dalla Baviera. L'imperatore di allora, fra il 1000 e il 1100, lo investì di questo feudo. Appena arrivato, lui installò lo stemma su questo arco con lo scudo a scacchi del suo casato e aggiunse però 3 cani a simbolo della fedeltà, della lealtà all'imperatore Ottone, che gli aveva dato appunto il feudo, fedeltà poi al Papa, e per non farsi mancare nulla e per non inimicarsi nessuno anche al patriarca di Aquileia.
questi 3 cani quindi si unirono al suo nome, anziché essere chiamato quindi conte di Corno, come era chiamato fino a quel momento, iniziò a farsi chiamare conte Tricane. Da lì poi l'evoluzione della forma parlata e scritta del nome si trasformò in alcuni anni in Darcano, e da qui il nome di Rive d'Arcano. Qui abbiamo un giovane marciatore che si chiama? Andrea. Ciao Andrea, ti stai divertendo? Ti piace questo percorso? Sì. Hai già fatto merenda? Hai già preso i biscotti? Cosa hai preso? Il tè caldo. Tè caldo. Ok. Allora adesso sei pronto per ricominciare? Allora ti lasciamo buona marcia e ciao. Grazie. Ciao. Grazie a te. Mascarin, Bruno. Il signor Bruno che ha fatto il suo set da Nordic Walking. Esatto. Ecco, di fortuna. Di fortuna proprio. E naturalmente i bastoni miei sono rimasti in macchina. Ecco. È classico, no? Così vengono buoni per il prossimo giro. Esatto. È bellissimo il percorso, complimenti. Bene, grazie e buon giro, arrivederci. Forte Coloroncone che risale ai primi anni del 1900 e venne costruito su ordine dell'allora Ministero della Guerra. All'inizio venne utilizzato principalmente come teatro di esercitazioni e poi appunto venne utilizzato in maniera effettiva durante il primo conflitto mondiale, di cui in questi anni celebriamo il centenario. Alle mie spalle la chiesa di Sant'Antonio Abate, al cui interno ci sono dei meravigliosi affreschi realizzati da Pellegrino da San Daniele agli inizi del 1500. Gli affreschi non a caso ho detto meravigliosi perché viene considerata questa chiesetta praticamente la Cappella Sistina del Friuli.
non ci resta che darvi l'arrivederci alla prossima manifestazione che si terrà domenica 4 ottobre, quindi domenica prossima, a Prepotto, la marcia dello Schioppettino, organizzata dall'Associazione Maratona delle Città del Vino, e avremo 4 percorsi, quindi 3, 6, 12 e 21 chilometri. Arrivederci allora a domenica prossima.